Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano ragazzi, mi scuso se in certi video non saluto, ma registrando consecutivamente a volte può capitare. Oggi siamo nella categoria BMW 320, siamo nel round 2, siamo in Catalogna, qualificazioni orribili, 14° posto, ma ho visto il primo ritiro in qualifica, cioè ritiro, il primo danno in qualifica al motore, è stata veramente una cosa bella. Nico Formaggio, cioè ragazzi dietro di noi, bravo Nico. Vai, noi in partenza siamo sempre fighi. Siamo sempre partenze incredibili, ragazzi. Non so il perché, ma in partenza sono pippe gli avversari. Ragazzi, come si è buttato il cume. Ho cambiato setup rispetto alle qualifiche. Oddio. Dai, fioi, dai. E poi non capisco perché prima degli ultimi aggiornamenti si poteva cambiare la difficoltà anche della stamina degli avversari, dell'aggressività nei sorpassi, nella partenza degli avversari. Adesso non più. Non capisco il perché, onestamente. Dai, 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 spaccatevi da voi, dai, distruggetevi da soli. Fiore dura però, eh. Siamo al primo anno in questa categoria, i primi anni secondo me nelle categorie sono duri. Occhio. Comunque dai, terza posizione, va bene. Dobbiamo sfruttare le partenze, fioi. Vai, Kuma. Primo giro completato in quel di Catalogna. Adesso vai col secondo laps. Qua sto un po' rischiando, voglio capire fin dove posso spingermi. Non ho perso ancora tanto degli avversari, questo è rassicurante, insomma. È importante rimanere protagonisti e stare vicini ai primi. Questo è molto importante, Beppe. Per chi non lo sa, Beppe è il mio ingegnere, l'ho chiamato Beppe, figlio. Il come si butta, sportellata veneziana, sportellata del cume. E siamo secondi. In queste categorie si va avanti anche a sportellata, ragazzi. Molto bene. Stiamo guidando abbastanza bene per il momento. Il primo sembra raggiungibile. Buon giro comunque. Ma qua non abbiamo l'ingegnere. Boh. Ci vorrebbe un bel errore del primo, sarebbe una figata. Dopo nei kart abbassiamo poi i giri perché essendo due gare in un round. E comunque voglio fare almeno due gare, due round a video. Abbassiamo un po' i kart. Stiamo andando bene per adesso, eh. Stiamo zitti però. Qua a Catalogna, in Espana. Dai figli, continuiamo così. Continuiamo così per piacere. Ecco qua un piccolo, neanche piccola, una sbavatura non da poco purtroppo. Però ci siamo, dai, ci siamo. Siamo a metà gara. Il nostro obiettivo è tenere la seconda posizione. Dai ragazzi, dai. Molto bene Kume, molto bene.
Scusate se non sto commentando tantissimo, raga, ma come potete capire, questo gioco ti tiene veramente con il fiato. Cioè, non ti dà un attimo di respiro, fiori. Comunque io e il primo stiamo girando in tempi simili perché non cambia il distacco, non capisco. Il distacco rimane così praticamente. Ok. Dovrei rischiare qualcosina, forse, ma ho paura, fiori. Sono sincero, ragazzi, ho tanta paura in questo Catalonia versione ridotta comunque. Ho le mani sudate veramente in maniera devastante. Non può fare un erroretto il primo, no? Sarebbe tanto bello. Forse adesso lo distacco aumentato sensibilmente rispetto al primo in classifica. In questa curva ormai non riesco più a farla giusta, molto bene. Sei giri su 8. Fioi ase dura. L'è tanto tanto dura. Però sarebbe un secondo posto veramente pesante, Il Kuma sta dando veramente il massimo. Finora dobbiamo ancora beccare la pioggia, ecco. Mamma mia. Bravo Kuma. Dai Kuma, relax, Kuma, relax. No! Lunga. Lunga, lunga, lunga. Meno male che avevo vantaggio. Mamma mia ragazzi. Che sofferenza. 2 giri alla fine. 2 laps remaining. Vai l'inglese. Purissimo. Eccolo qua, mi sorpassa il porco. Mi ha sorpassato il porco. Siamo terzi. Ah, no, beh, perdere il podio no, però sempre alla fine, cazzo. C'è una gomma andata, però adesso vedo. Che due maroni, oh. Teniamo il terzo posto, per favore. Per favore, Kuma. Final lap. Adesso la gomma è a posto. Allora forse surriscaldata? Sì, boh, non lo so. Devo ancora capire quella cosa, quello schermino là. O sporca magari, boh. No. Stiamo attenti ragazzi, anche il terzo posto va bene, dai.
Non dobbiamo essere schizzinosi al primo anno. In questa categoria siamo alla seconda stagione. Molto bene Kuma, molto bene. Dai che andiamo. Grandissimo terzo posto, sono felicissimo ragazzi. Great job, great blow job. Yes! Bravo Kuma. 15 punticini prelevati. Ok, vediamo la classifica, siamo al terzo posto con 21 punti fioi. Sì. Sì, il Cumendone c'è ragazzi, il Cumendone c'è. Mi piace questi campionati qua, è proprio bello sto gioco. Ragazzi, siamo a Imola perché c'è il terzo e ultimo round del campionato BMW Turbo Group 5 320. Ciao. Quarto posto in griglia, quindi veramente una posizione devastante, grande Cuba. Ecco, ho rimesso questa visuale perché pioveva e non sono riuscito a capire come usare i tergicristalli, adesso ho capito. E andiamo. Anzi, vediamo se va. Ok. Ho sistemato i tergicristalli. Grande partenza di Veneziano che ragazzi qua sono favorito per questa gara. Mi sento di dire che posso essere favorito. Imola è la gara dove mi sono allenato meglio. Comunque il campionato di Dubai del kart, vi ho guardato un po', merda. È il campionato del mondo, quindi se vinco quello è un premio very very important. In un inglese molto puro. Dai fioi. Comunque tempo nuvoloso, eh. In qualifica ha piovuto, speriamo di non avere la pioggia in gara perché con la pioggia sono dolori, eh. Sono veramente dolori. Infatti in qualifica ho dovuto cambiare visuale perché non riuscivo a settare i tergicristalli. Grande Cuba. Infatti secondo me potevo prendere la pole position se non pioveva, sono sicuro. Vabbè. Dai cazzo, andiamocene. Vinciamo la prima gara. Bravo Kuma. Primo giro buono. Ma le nuvole non mi piacciono. Questi nuvoloni sono veramente, veramente minacciosi. Poi chiaramente il campionato non lo posso vincere. Cioè, insomma, in realtà sì, matematicamente non ho perso, però dovrei sperare che proprio il secondo deve non fare neanche un punto, mi sembra abbastanza improbable. Comunque stiamo girando bene, sono molto molto soddisfatto. Abbiamo 10 anni per vincere tutto. Vai Kuma, pompa. Really good Kuma, really good. Si vede che Imola ha girato tanto, eh. Poi vabbè, Imola la conosco bene con tutte le gare che ho fatto nel mondiale di Formula 1. Cioè l'obiettivo è quello, vincere il campionato mondiale di Formula 1. Dai che ho fatto un buon giro.
Pulito, preciso, come indiano. Cosa è successo dietro 6 secondi di vantaggio? Oddio. Dopo vado a guardare il replay perché qualcosa deve essere successo. 6 secondi di vantaggio, non so il perché. C'è stato un incidente probabilmente. Bene, bene. Beh, che è tutto a mio favore. Mamma mia come stiamo guidando. Mamma mia, poesia allo stato bradipo, ragazzi. Poesia allo stato bradipo. Non vuol dire niente, ma il Cumendone l'ha detto, perché il Cume ha delle licenze poetiche che nessuno ha. Vai, fieri. Molto bene. Incredibile, non ho capito cosa è successo dietro, veramente. Non si sa. Quindi però se ti qualifichi bene hai più chance, c'è poco da fare. Per carità, non ho scoperto l'acqua calda, però il tempo sembra tenere per il momento. Cinque secondi di vantaggio, abbiamo perso qualcosa. Ma cosa è successo dietro non lo so. Comunque non ho l'ingegnere, non capisco. Io voglio l'ingegnere, cazzo. Probabilmente l'ingegnere ce l'hai solo nei campionati del mondo, non lo so. Non deve piovere, Kuma, ti prego. Non deve piovere. 4 secondi 8, stiamo un po' perdendo la Matthews Campos. Eccola là, appena detto. Ma porca puttana. Sta piovendo, ragazzi. Lo sapevo, vedevo le nuvole che erano minacciose. Sta piovendo, sì, sì, piove, piove. Mettiamo già il tergicristalli, oddio. E mo che famo? Box o non box? Domanda amletica. Cioè la monopo... Qua la macchina non mi sembra tenere tanto. Allora, ho perso tutto, ho perso. Vediamo se va nei box, spero di no. Ok. Vuol dire che non serve. Mancano ancora 2 giri, però. Colpo di scena finale, incredibile, incredibile. Potevo vincerla tranquillo, e invece... Me la devo sudare. Eccolo là il sorpasso. Eccolo là il sorpasso. Guarda, va il merda. Non ci credo. Quello va fuori, ci sono problemi ragazzi, ci sono problemi di stare in pista. Ci sono problemi per le monoposto. Qua però mi sembra bagnato, eh. Tanto sto buttando via la vittoria, stiamo zitti che è meglio. Non me l'aspettavo sta pioggia così. Ma puttana trota.
poi non ho capito in realtà se su queste qua, con queste macchine puoi fare il cambio gomme o no, o se devi invece prima scegliere delle gomme che possano andare bene anche per la pioggia, però anche per l'asciutto. Devo capirla sta cosa. Anzi, se volete darmi voi le delucidazioni, perché non seguo proprio queste categorie nella realtà. Che vedo comunque il computer, se il primo se ne sta andando, cazzo, io faccio fatica a tenere la monoposto. Sì, più che monoposto la vettura, perché insomma non è la Formula 1 un kart. Peccato, ragazzi. Final lap, poteva essere vittoria. E invece sto rischiando tanto. Addirittura perdo anche la seconda posizione. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Il Cume se la riprende con la forza. Niente da fare. Dobbiamo difendere il podio adesso, ma porca. Non sto in pista, Fio, non sto in pista. Don't not parole, veramente. Ho perso anche il podio. Lunghissimo. Quinto posto. Ma vai a fare in culo, guarda che pioggia. E loro vanno tranquilli. Ma come fanno ad andare tranquilli, Fioi? Hanno già le gomme so, allora spiegatemelo voi, Fioi, perché io non sto più in pista. Io non sto più in pista, ragazzi. Guarda cosa ho buttato via, non ci credo. Primo per 5 giri su 6. Vabbè. È che non potevo andare in box da solo, cioè sarei arrivato ultimo. Guarda come piove, Fioi, guarda che roba, guarda che roba. Buttato via tutto, bestemmie pure, Fioi. Alla sesto. Sesto posto. Boh, non ho proprio capito sta storia. Non l'ho proprio capita. Che schifo. 8 punti ho fatto, che bello. Campione Sebastian Murray, Alexander Simnov, Stefan Roman. Quarti siamo arrivati per un punto, non ci credo. Potevo arrivare a podio. Se vincevo la gara, forse vincevo anche il campionato. Lasciamo stare, guarda. Lasciamo stare, vado in silenzio stampa dopo questa prestazione, Mi è andato così lento, vabbè. Orribile sconfitta. Dopo le qualifiche anche mi aspettavo molto e niente. Nel prossimo video andiamo penso col kart. Sì, round 2 di 5. Ok raga, un saluto da Ukumendo. Ve ne siate. Ciao!